Torna dopo oltre un anno di studio e restauro al Tempio Internazionale del Donatore Avis di Pienezze di Valdobbiadene il crocifisso ligneo del XV secolo. Abbiamo deciso di attivare il restauro dopo un anno e mezzo di laboratorio. Oggi possiamo dire è tornato a casa sua. Il tempio, inserito nel censimento dei luoghi del Cuore Fai, è arrivato al primo posto per numero di preferenze, consentendo così il finanziamento dei lavori. È la prima volta che il FAI incontra associazioni che fanno del dono di sé il proprio obiettivo. Così il FAI cura e protegge questi luoghi, i luoghi del cuore, che sono minori ma attorno ai quali si attiva la cittadinanza per sostenerli. Lavori di restauro che hanno portato alla luce anni di rimaneggiamenti dell'opera, che è stata riconsegnata al Tempio nella sua veste iniziale, datata 1400. Il crocifisso infatti aveva circa 6-7 strati di materiale sopra, che quindi lo rendeva riconoscibile. Sembrava quindi un crocifisso del 1900, invece poi rimuovendo i vari strati, grazie poi comunque al supporto delle indagini diagnostiche, abbiamo adesso una scultura di una maestranza sicuramente di ambito veneto, che vede gli influssi veneziani. È stato un importante recupero perché, per esempio, la cosa più importante è che da un Cristo con gli occhi chiusi ora abbiamo un Cristo invece con gli occhi aperti, quindi l'espressione proprio dell'ultimo respiro di Cristo.